Di nuovo in diretta per parlare di noi, della nostra programmazione, la programmazione di Media Nord-Est, sempre più dedicata al grandissimo sport. Dalla prossima settimana infatti in chiaro la fase finale della Copa del Rey, la migliore sfida del calcio spagnolo. Real Madrid-Barcellona, il classico della Liga spagnola in diretta su Telenord-Est il prossimo 2 marzo, il grande calcio iberico nelle vostre case. Benzema contro Lewandowski, Luka Modric contro Gavi, Carlo Ancelotti contro Xavi, le Merengues di Madrid contro i Blaugrana di Barcellona, il grande calcio spagnolo sarà su Telenord-Est. Il gruppo Media Nord-Est ha acquisito in esclusiva in chiaro i diritti per la fase finale della Coppa del Rey, l'equivalente della Coppa Italia. Le squadre spagnole più forti, impegnate per conquistare il prestigioso trofeo, saranno visibili comodamente da casa grazie al gruppo Media Nord-Est che le trasmetterà nel suo canale Telenord-Est, da sempre votato al calcio e allo sport. 5 sfide imperdibili. Si parte il 1 marzo con la partita fra Osasuna e Athletic Bilbao. Il giorno seguente sarà la volta del match più atteso dagli amanti del calcio e il classico, ovvero il derby spagnolo per eccellenza fra Real Madrid e Barcellona. Il grande calcio spagnolo sarà in diretta su Telenord-Est anche con i match di ritorno tra le big della Liga previsti il 4 e 5 aprile e naturalmente la finalissima della Coppa Nazionale in programma il prossimo 6 maggio. Quindi il grande sport sulle nostre emittenti. È tutto anche per questa edizione dal Veneto. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. Solo qualche disturbo sul nostro territorio, ma il clima mite ha le ore contate a causa di un'irruzione di aria artica. Da domenica attesi venti intensi e brusco calo termico. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 25 febbraio ci mostra una situazione buona. Tuttavia avremo nubi più significative sulle zone montane e localmente anche in pianura. Precipitazioni possibili in giornata sui monti e sulle prealpi. Entro sera non esclusi occasionali fenomeni sulle zone costiere. Venti tesi da direzioni variabili. Temperature ancora stazionarie e gradevoli, minime tra 4 e 9 gradi, massime invece tra i 12 e i 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo cielo coperto con possibili piogge, specie sulla costa, sul Carso e sull'Isontino, altrove momenti asciutti e soleggiati. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole ovunque, solo con dei temporanei annuvolamenti. Temperature minime intorno allo 0, 3 gradi all'incirca, massime sui 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.